Rieccoci insieme, un'altra parte della nostra trasmissione, un'altra intervista con un altro nostro ospite che ci fa molto piacere avere qui con noi in studio. Allora, ben arrivato a Mario Conte, presidente dell'ANCI del Veneto, grazie di essere qui con noi, nonché sindaco di Treviso. Grazie per l'invito. Allora, abbiamo piacere di averla qui in studio perché finalmente possiamo fare una chiacchierata tranquilla, non mediata da distanze che comunque sempre impediscono di comprendersi bene. Come lei sa benissimo, la questione è molto delicata, i cittadini stanno soffrendo ma soffrono anche le città, i comuni, le amministrazioni. Il primo di questi temi che affrontiamo è quello relativo ai rincari energetici. Stanno mettendo in croce tutti e poi alla fine l'appello è: ma il sindaco interverrà, il comune farà qualcosa. Il governo in qualche modo scarica anche sui comuni, perché tutto sommato, dicendo che comunque dei finanziamenti, dei soldi ai comuni sono arrivati, ed c'è lì è stata anche un po' una questione non chiara. Cerchiamo di capire invece e chiarire ai nostri telespettatori che sono cittadini, perché ognuno è cittadino di un comune. Lei rappresenta i comuni del Veneto, poi ci parlerà anche per Treviso, perché poi c'è una peculiarità anche nell'amministrazione di una città. Qual è la situazione? Ma la situazione è drammatica, nel senso che noi sindaci stiamo vivendo l'esperienza tale e quale a quella di ogni singolo cittadino che si è visto arrivare delle bollette da capogiro, perché non stiamo parlando di un aumento come ahimè negli anni ci siamo abituati, di qualche punto percentuale che comunque ci infastidiva e ci faceva arrabbiare. Qui stiamo parlando di raddoppiare, triplicare, a volte anche quadruplicare gli importi delle bollette per una speculazione internazionale di cui certamente non possiamo sentirci in colpa noi come cittadini o come amministratori locali. Quando il governo dice che dei soldi ai comuni sono stati dati, può anche essere vero, anzi è vero, perché nella gestione emergenziale dei soldi sono certamente stati riconosciuti ai comuni, che automaticamente hanno sgravato quelli che erano gli oneri dei cittadini, quindi tanto quanto ci dà lo Stato, tanto quanto noi riusciamo a sgravare. Quindi tutto quello che i sindaci ricevono come incentivi o trasferimenti da parte dello Stato sono già stati riversati nella comunità. Oggi noi facciamo un appello perché i sindaci hanno un doppio binario. Uno è quello del bilancio comunale, dove dobbiamo far fronte anche noi a dei maggiori costi non preventivati e quindi non inseriti nel bilancio, e quindi dovremo cercare tra le pieghe del bilancio di trovare quelle somme anche molto ingenti, perché abbiamo fatto una stima che a livello Veneto, se l'andamento dovesse rimanere questo nell'anno 2022, significa 140 milioni di euro di spesa in più per i comuni veneti. Sono cifre Fate conto che con la rigenerazione urbana, quella famosa battaglia per riportare e farci finanziare i progetti veneti, ne abbiamo portati a casa 300 milioni, 140 li spenderemo in bollette. Però per i comuni e per i sindaci l'effetto è doppio: diretto e sono appunto il pagamento delle bollette, indiretto perché poi quando le associazioni culturali, sportive, le famiglie non ce la fanno più a pagare le bollette, vanno a bussare alla porta del sindaco, che ovviamente, essendo noi sindaci veneti responsabili, attenti e sensibili, la testa sotto la sabbia non la mettiamo, però francamente i miracoli non riusciamo a farli. E in questo bilancio 2022, che tra l'altro è il primo bilancio che risente proprio concretamente degli effetti del Covid, perché nell'amministrazione pubblica ogni bilancio si basa sull'esercizio dell'anno precedente, quest'anno sarà un anno davvero complicato. Ecco perché anche attraverso ANCI nazionale abbiamo chiesto un intervento importante, immediato, che possa sollevare non tanto le fuoriuscite di denaro da parte dei comuni, ma soprattutto le famiglie, perché se da una parte noi dobbiamo sostenere i nostri costi in più e dall'altra dobbiamo anche sostenere le famiglie, le attività, le associazioni che rischiano di andare in difficoltà, per noi diventa assolutamente insostenibile. Ecco, c'è infatti proprio sempre in capo ai comuni e di questi giorni anche la notizia per esempio delle case di riposo che hanno aumentato, stanno aumentando le rette, e questa è una situazione delicatissima perché gli anziani che sono nelle case di riposo non sono persone che ci vanno così perché non hanno altro da fare. L'onere economico per le famiglie o per l'anziano stesso è altissimo, un aumento cospicuo, perché si parlano veramente di cifre rilevanti, non di poco conto. Perché? Perché la carta è aumentata e di conseguenza i pannoloni che costeranno di più, perché il riscaldamento, l'elettricità eccetera. Tanti dicono saranno i comuni che si sobbarcheranno quest'onere.
e dall'altra parte ci stanno i bambini, quindi le materne, soprattutto quelle private tra l'altro, no? Che anche queste... Guardi, io adesso potremmo stare qui a citare un sacco di esempi, ma banalmente adesso questo è un esempio in ambito sociale, però, perché le case di riposo, però se noi entriamo in un altro ambito sociale che a volte la gente tende a trascurare e non tener conto di questo aspetto, però è l'ambiente sportivo. Proprio qualche giorno fa i gestori delle piscine, degli impianti natatori hanno protestato, hanno manifestato, però anche quello, cosa facciamo? Chiudiamo gli impianti sportivi, impediamo ai ragazzi di fare sport. Per me è molto sociale lo sport, stessa cosa la cultura, i teatri, i cinema, le attività che vivono di energia elettrica piuttosto che del gas. Siamo tutti veramente nella stessa barca, però pensare che un comune da solo, un sindaco da solo possa farsi carico dei maggiori oneri diretti e dei maggiori oneri indiretti significa certamente far fallire il comune, ma poi di conseguenza dobbiamo comunque andare a tagliare tutta una serie di servizi essenziali che ad oggi noi siamo riusciti a tenere duro, perché l'altra sera abbiamo manifestato simbolicamente davanti ai municipi il nostro dispiacere spegnendo dei luoghi simbolo, perché non vogliamo privare i nostri cittadini per esempio del servizio di sicurezza legato all'illuminazione pubblica. Già devono pagare le bollette e in più li priviamo anche di servizi, però non so francamente, se non interviene il governo, quanto riusciremo ancora a resistere. Devo dire però che il Premier Draghi proprio nei giorni scorsi ha rassicurato l'ambiente, quantomeno dicendo che stanno lavorando su una manovra importante che vedrà degli sgravi. Non so francamente dove troveranno questi soldi, però insomma io confido nella serietà e nella responsabilità del Presidente Draghi. È fondamentale che ci sia un intervento strutturale immediato per finanziare questi costi aggiuntivi che stiamo sostenendo e soprattutto a medio e lungo termine calmierando le tariffe, perché un'altra cosa che noi vorremmo scongiurare è che ogni mese ci si trova a dover discutere di come pagare le bollette, perché sappiamo che una delle caratteristiche delle bollette è che ogni mese arriva, no? Assolutamente sì. Ecco, però proprio per far capire anche ai nostri telespettatori che è questa la preoccupazione. Se aumentano i prezzi, noi siamo abituati in Italia, quando i prezzi aumentano poi non discendono mai, no? E quindi questo è un po' un dato di fatto. E quindi, siccome gli stipendi quelli sono e le entrate dei vostri comuni quelle sono, a meno che non inventiate delle tasse ulteriori oppure ripristiniate chi aveva sospeso alcune tasse, il rischio è che si finisca in una situazione di debacle totale, perché se poi i prezzi dovessero riequilibrarsi, si spera, nel breve, restano alti. Prima, quando dicevo che noi ci riferiamo all'esercizio dell'anno precedente, significa che noi in questo esercizio 2022 non stiamo tenendo conto del pagamento del suolo pubblico, della tassa di soggiorno, di tutte quelle tasse tra virgolette comunali che siamo riusciti a tagliare in un anno emergenziale che era quello 2021, e quindi noi abbiamo già un bilancio che è molto risicato e sofferente. Se in più a questo andiamo ad aggiungere, ma giusto per parlare concretamente, per il Comune di Treviso, con questo andamento delle tariffe significa 1,5 milioni in più di costi soltanto di energia elettrica. Cioè, capite che non è solo strade, per intendersi. No, che non è strade, ma che è il municipio, che è il tribunale, che sono le scuole, che sono tutti quegli immobili, gli uffici comunali, però significa che 1,5 milioni è una cifra che noi avremmo potuto impiegare per fare un'opera pubblica, per ristrutturare una scuola, per realizzare un centro sportivo o per fare manutenzione delle strade. Allora, se non vogliamo tagliare i servizi, qualche opera dovremo salvarla, dovremo sacrificarla, a meno che non intervenga lo Stato. Ma la cosa che noi stiamo chiedendo, lo stiamo facendo come ANCI nazionale, perché questo riguarda davvero tutti, è che ci sia un intervento importante da parte del governo. Il dato che vi dicevo prima, 300 milioni di euro per i comuni veneti per riqualificare le periferie, 140 milioni per pagamenti aggiuntivi di bollette. Cioè, capite che è una sproporzione, perché poi quando si parla di solito gli aumenti poi non comportano una diminuzione, e questo è vero, però parlavamo di aumenti di qualche punto percentuale che ci fa comunque arrabbiare. Qui stiamo parlando di qualcosa che è spropositato. No, ma perché poi sentendo le varie categorie produttive, gli operatori del settore dicono dovrà aumentare il prezzo di vendita di anche il latte stesso, per esempio, la carne, le farine, l'abbiamo visto, qualsiasi prodotto aumenterà di prezzo. Poi non è che ridiscendono.
Però No. la scelta del privato, poi della famiglia, è questa: sacrifico e non lo posso prendere, ne prendo in quantità minore, non vado al ristorante, non vado a iscrivermi in palestra. D'altronde le attività commerciali non possono lavorare in perdita, no? E quindi se Esatto. noi aumentiamo i costi, loro per garantirsi quantomeno il margine minimo o quantomeno di recuperare i costi spesi devono alzare i prezzi, e quindi è una ruota che si avvolge sempre attorno al consumatore finale, che è il cittadino, quindi che si trova a dover pagare maggiori costi di energia elettrica, e in più si vede la vita completamente aumentata con il mantenimento degli stessi stipendi, se addirittura non rischiano di perderlo, perché uno degli effetti dell'innalzamento di tutti questi costi è che magari qualcuno non ce la fa più a livello imprenditoriale e rischia addirittura di chiudere e quindi di generare disoccupazione. Questa sarebbe l'apoteosi del disastro, e quindi noi francamente vogliamo evitare tutto questo, però qui è evidente che serve un sostegno forte da parte del governo, perché a volte, confrontandoci anche con i colleghi sindaci, stanziare dei fondi per alleggerire le bollette significherebbe dare una tantum che lascia il tempo che trova, perché tu puoi aiutarli con questa bolletta, ma quella che arriverà il mese prossimo chi li aiuta? Qui serve qualcosa di strutturale, e solo il governo da questo punto di vista può intervenire. Voi vi siete appunto relazionati a livello nazionale, per comprendersi sa che le problematiche sono internazionali, perché non è che l'Italia che ha questo problema, è molto più esteso, alcuni paesi ne risentono di più, altri di meno, però la soluzione è ben concentrata in certe realtà. Lei che idea si è fatto? Ma è difficile francamente quando noi rappresentiamo l'ultimo livello istituzionale, nel senso quello certamente quello più vicino ai cittadini. Certamente quello più vicino ai cittadini. E che molte cose di molta fiducia. Certamente quello più vicino ai cittadini, e tra l'altro punti di riferimento per le nostre comunità, ma molto distanti dalle dinamiche internazionali di geopolitica. Qui io credo che ci sia stata una speculazione legata anche all'aumento dei consumi in modo molto forte, perché teniamo conto che è un periodo di grande crescita anche legato agli incentivi, ai super bonus, e quindi questo ha generato una forte richiesta e sono lievitati i costi di tutte le cose, e secondo me è mancato anche il controllo da questo punto di vista. E poi a livello internazionale, insomma, la speculazione è anche abbastanza complicata da capire quali sono le cause. Siamo in giorni anche molto delicati da un punto di vista bellico, perché c'è uno scontro tra Russia, Cina e Stati Uniti e Europa. Capite che non è esattamente la baruffa ciosotta di cui siamo abituati, ma qui rischiamo un conflitto internazionale a livello mondiale che potrebbe condizionare ancora più in negativo i costi della vita per i nostri cittadini. Quindi è davvero difficile dai territori riuscire a capire il perché di certe cose. Di certo però capiamo che le conseguenze rischiano di essere davvero drammatiche, soprattutto perché siamo reduci da 2 anni di gestione pandemica, quindi con grandi sacrifici, dove abbiamo lavorato a singhiozzo, dove abbiamo chiesto sacrifici ai nostri cittadini, dove i comuni hanno tirato la cinghia, dove i comuni hanno aiutato quelle famiglie che sono entrate in difficoltà, perché ricordo che in questi 2 anni sono quintuplicate le richieste di aiuto da parte delle famiglie in difficoltà, e non parlavamo dei costi di energia elettrica di questi giorni, parlavamo di costi decisamente più bassi. Quindi stiamo davvero rischiando un disastro sociale di dimensioni epiche, e quindi è fondamentale che il governo ascolti i territori, però metta mano subito al portafoglio e poi a una strategia anche internazionale di economia. Assolutamente, ecco, ha ripercorso a sommi capi un periodo difficile, ripercorrendo le tappe di 2 anni, perché dico 2 anni, non ce ne rendiamo neanche conto che questo è il terzo. Quali sono i momenti secondo lei salienti che vi hanno messo anche a dura prova? Qui anche lei stesso ha detto: qua veramente siamo arrivati a una situazione limite, anche dal punto di vista sociale, delle tensioni sociali, perché poi abbiamo visto quello che sta succedendo. Ma difendo la categoria dei sindaci, quindi mi consenta di fare anche un ringraziamento, un plauso a tutti quei sindaci che hanno gestito in prima persona questi 2 anni di emergenza pandemica, perché riavvolgendo il nastro
veramente si passa da un vortice di emozioni, dapprima la paura perché c'erano tutte le perplessità, i dubbi da un punto di vista sanitario, i morti, perché tutte le nostre comunità hanno subito un numero di morti in più, non si conosceva questo nemico invisibile, poi sono subentrate le preoccupazioni economiche, poi sono subentrate le preoccupazioni economiche per i nostri enti, poi è subentrato la soluzione del vaccino che dapprima vedeva i furbetti del vaccino e poi è cominciata anche la sensibilità contro il vaccino, poi il Green Pass, poi gli aiuti economici, poi le battaglie. Insomma, sono stati 2 anni davvero caratterizzati ogni mese con delle emozioni diverse, sempre però molto provanti per chi poi si trova a rappresentare una comunità, si trova a dover spiegare quelle che erano le iniziative del governo centrale nei territori che a volte magari andavano in contraddizione con le direttive regionali e subire sempre un sacco di rimproveri dalla gente, perché poi sappiamo che siamo stati tutti virologi, tutti economisti, per fortuna poi c'è stata la piccola parentesi degli europei di calcio che quindi siamo diventati tutti allenatori della nazionale e quindi hanno lasciato un po' perdere i sindaci, però devo dire che insomma noi abbiamo la fortuna di rappresentare comunità che si sono dimostrate straordinarie in tutti i sensi. Ovvio che i furbetti ci sono stati anche qua, qualche aggressione di troppo, soprattutto verbale o scritta, c'è stata anche qua, però fondamentalmente le nostre comunità sono state straordinarie, hanno fatto della solidarietà un valore incredibile. Però se dovessi tornare indietro vorrei saltare a pie pari la prima parte, che è stata la parte più dolorosa. Ci ricordiamo tutte le nostre città chiuse, deserte, il lockdown, invitare i nostri cittadini a volte anche in modo energico ed arrabbiati a rimanere chiusi in casa, perché si pensava, dopo aver detto Treviso non chiude, Milano non chiude, Milano non si ferma, Treviso non si ferma, poi siamo stati costretti come a fermarci quando i nostri ospedali rischiavano di rimanere completamente paralizzati, perché i numeri di ricoverati e di deceduti ce li ricordiamo tutti. Quindi ripeto, sono stati 2 anni caratterizzati da alti e bassi di emozione, tutte molto provanti per noi, però credo che il dolore più grande è quello di aver perso parecchi concittadini, perché Treviso nel 2020 ha avuto un più 25% di morti nel comune, in una media, una città che viaggiava una media di 1000 morti all'anno, nel 2020 ci sono stati 1250, insomma è un numero decisamente importante. Io ricordo che ho l'ufficio che dà sulla strada che porta all'ufficio anagrafe e mi ricordo che le onoranze funebri che passavano erano continue, no? E quindi pensare di ritornare a quel tempo là, francamente è molto doloroso anche solo il pensiero. Adesso esatto, tutto questo provoca poi, è ovvio, lo si diceva sempre, delle tensioni sociali che possono sfociare in un modo o nell'altro. Allora abbiamo gli adulti, adesso alcuni manifestano questo discorso dei Novax, vabbè, chi non vuole fare questo vaccino perché non è Novax in assoluto, ma in modo particolare la paura che continua ad essere molto molto forte. E si creano tensioni tra invece chi si è vaccinato con tutte e 3 le dosi, chi è stato bravo, obbediente e tutto, e in alcuni comuni le persone manifestano in modo più evidente, in altri sono un po' più tranquilli, più mansueti. Adulti. I più giovani invece sfuggono ad ogni parametro di individuazione e purtroppo in certe realtà non sarà Treviso, adesso lei ci dirà se Treviso sì o no, Padova per esempio in modo particolare sì, ma basta andare anche in altri capoluoghi, hanno manifestato e continuano a farlo in modo molto violento, sembrano quasi delle schegge impazzite, baby gang come si vogliono chiamare, forme di bullismo esasperato, distruttori, ma anche nei piccoli comuni, Abano Terme ci sono delle bande di minori che imperversano e fanno di tutto e di più e spaventano le persone. Guarda, io devo ringraziare sempre una quarta del liceo scientifico di Treviso, perché un giorno nel volermi incontrare proprio per confrontarci sui temi legati alla pandemia hanno manifestato il loro dolore in un modo secondo me fantastico, intelligentissimo, perché indossavano tutti quel giorno un cerotto in faccia, tanto che quando sono entrato in classe ho detto: ma cos'è successo che avete tutti il cerotto? E loro mi hanno detto: vede signor sindaco, noi non abbiamo una ferita esterna, ma indossiamo un cerotto per dire agli adulti che abbiamo una ferita dentro di noi, perché in realtà pensare che in quella fascia d'età, l'adolescenza, dove si fa del percorso scolastico un percorso fondamentale per le basi di una persona che poi si getta nel mondo degli adulti,
noi gliel'abbiamo interrotto quel periodo là, noi, le istituzioni, per forza di cose è stato interrotto, e quindi questo non vuol giustificare le scene che purtroppo si vedono troppe volte nelle città, però dobbiamo, invece che parlare di giovani, dobbiamo parlare con i giovani, capire cosa c'è alla base di questi comportamenti, fare tutti quanti, farci tutti un esame di coscienza, capire se tutti stiamo facendo il massimo per creare loro le condizioni per poter recuperare quello che hanno perso. Dobbiamo, come diceva anche Papa Francesco, recuperare il dialogo con questi ragazzi, e forse i primi a doverlo fare sono i loro genitori, perché qualche situazione inaccettabile c'è stata anche nella mia città, e la cosa che più mi ha colpito da sindaco, quando ho convocato i genitori, erano increduli nel pensare che il loro figlio potesse fare certe cose in città. Ecco, lo interrompo un attimo, questo è un argomento importante, abbiamo una pubblicità. Allora, genitori increduli. E questo noi è un tema fisso, perché lo riceviamo costantemente come messaggio, ci scrivete, nonni increduli, assolutamente non nel mio giardino, non è mio nipote, non è mio figlio, non è possibile, puntano il dito in modo errato. Però anche lei come sindaco dice attenzione. Torniamo su questo tema, pochi secondi di pubblicità, restate con noi.